Buongiorno a tutti ragazzi, quindi ho visto le previsioni per tutta la settimana col mio modello meteo. In effetti ci sarà ragazzi davvero una sferzata artica su tutta l'Italia, anche se non sarà ma colpirà il nord, poi il centro e poi il sud Italia, quindi non sarà in effetti diciamo completa, quindi sarà un pezzettino per volta, quindi in effetti le giornate di lunedì e martedì il maltempo si diciamo sposterà a nord Italia, quindi come già avevo detto ragazzi, quindi Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Veneto, quindi diciamo fino a mercoledì ragazzi il forte maltempo sarà sul nord Italia, quindi ci saranno anche forti piogge, quindi attenzione nubifragi, grandine, crollo delle temperature, quindi in effetti ci sarà questo qui in tutto il nord Italia. Poi tra mercoledì sera e giovedì ci sarà anche diciamo la Toscana, le Marche e l'Umbria fino al Lazio, in serata anche su Roma. Quindi migliorerà poi in effetti in questi giorni poi a nord, quindi rimarrà il maltempo al centro Italia. Poi successivamente da giovedì in poi irromperanno correnti di aria fredda di origine settentrionale, quindi arriverà la bora a nord e su tutta la fascia adriatica. Invece la tramontana sul medio alto Tirreno, quindi ci sarà un peggioramento sull'area centrale adriatica con forti rovesci temporaleschi dalla Romagna fino alla Puglia. Saranno coinvolti ragazzi Umbria, Lazio meridionale e in seguito la Campania, Basilicata, Sicilia. Quindi il Molise ragazzi rimane invariato in effetti, quindi il Molise no ragazzi. Un po' la Sardegna settentrionale e la Sicilia, diciamo il lato di Palermo in effetti, quindi il primo impatto dopo diciamo come finisce la Calabria, il lato subito della Sicilia, quindi il lato diciamo nord della Sicilia, quindi il lato di sotto no in effetti, quindi la Sardegna invece la prenderà diciamo quasi in piena, la parte più bassa non sarà colpita, quindi in effetti sarà a tratti questo diciamo maltempo che deve arrivare, quindi in effetti incomincerà al nord, poi incomincerà al centro, però finirà al nord, poi finirà al centro e comincerà al sud, quindi sarà fasi alterne in questa settimana, quindi sarà una settimana artica, ma non in tutta l'Italia, quindi sarà a pezzettini, quindi da domani fino a mercoledì notte sarà il nord, poi da giovedì fino a venerdì diciamo in effetti sarà colpito il centro, poi da venerdì fino a sabato notte e domenica sarà il sud, quindi sarà spezzettato, anche se le temperature comunque crolleranno ovunque, quindi questo è quello che ho visto anche io col mio meteo, quindi le informazioni sono veritiere, in effetti ho controllato anche altri meteo, quindi in effetti è così. Quindi anche domenica è attesa una formazione di vortice ciclonico sulle regioni centro-settentrionali, quindi poi vedremo man mano. Comunque sarà una settimana a tratti, quindi prima nord, poi centro e poi sud, non ci sarà un'unica perturbazione, quindi un po' alla volta, un po' a nord, un po' al centro e un po' a sud, quindi sarà a fasi alterne. Quando al nord passerà, passerà al centro, quando passerà al centro, passerà a sud, quindi ci sarà questa specie di cambiamento, di spostamento, quindi il maltempo scenderà man mano e migliorerà sopra, diciamo, quindi questo è quello perlomeno che si vede fino a domenica, quando poi arriverà un altro vortice ciclonico, ma poi da qui in poi non riesco più a vedere perché già vedere questa fino a sabato e domenica è stata un'impresa con vari modelli meteo sono riuscito ad arrivare a vedere, quindi
in effetti ci saranno temporali, grandi, eventi e crollo termico, quindi l'hanno chiamata in americano sferzata termica, quindi sferzata artica, scusatemi, quindi speriamo bene che ho controllato il meteo, quello USGS, quello del americano, il modello italiano, il modello indiano, ho visto tanti modelli meteo, in effetti anche quello là globale, in effetti le perturbazioni inciso 1, quindi dobbiamo solo aspettare che arrivano, quindi arriverà la Bora a nord, poi la tramontana sul Tirreno, quindi un maestrale sulla Sardegna, diciamo, sarà un casino un po' sta settimana, quindi anche se non tutte insieme l'Italia sarà a tratti. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito, ci sentiamo alle prossime previsioni, che poi comunque le farò man mano per vedere se non cambia nulla, perché quando è a lungo termine può tutto succedere, può cambiare, quindi se andrà così finirà così, poi a volte vedete può cambiare da un giorno all'altro, quindi comunque farò sempre un aggiornamento a finale. Ciao a tutti, ci sentiamo più tardi.